Ormai ci siamo, a partire da oggi anche ad Agrigento il segnale analogico va in soffitta per lasciare spazio al digitale, per agevolare l'ormai famoso switch off, ovvero il passaggio dall'analogico al digitale. Il territorio siciliano è stato suddiviso in 8 aree tecniche. A spegnere per prime il segnale analogico sono state le isole minori, Lampedusa, Linosa, Pantelleria e Ustica lo scorso 11 e 12 giugno. Poi è stata la volta di Messina, costa ionica della provincia e Isole Eolie. Il 19 giugno quella di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa e parte delle province, e ieri hanno spento il segnale analogico anche Agrigento, Caltanissette. Per chi non si è attrezzato con un po' di anticipo è già partita la corsa per l'acquisto di un decoder digitale. Sì, ormai le nuove tecnologie ci impongono questo passaggio a questi nuovi sistemi, per cui ci attrezziamo. Come mai non ci ha pensato prima? Lavorando sempre all'ultimo minuto, ormai poi ha funzionato fino ad adesso, lo abbiamo fatto andare avanti. Chi invece ne possiede già uno, dispone di un TV di nuova generazione, dovrà semplicemente effettuare la risintonizzazione dei canali. Già ho le televisioni col decoder incorporato, quindi da questo punto di vista penso che non posso avere problemi. Però io abito a Realmonte e penso che avremo problemi grossi per poter vedere la TV con questo digitale. Il televisore ce l'ha già incorporato. La verità non lo uso, anche perché il TV usato, preferisco quello. E come lo trova questo nuovo sistema? Adeguato ai tempi, è il minimo che si possa fare, insomma. Comprato già da un tempo. E come si trova con questo nuovo sistema? Bene, molto bene. Da oggi si passa al digitale terrestre, sta cercando di saperne qualcosa in più? No, ce l'ho già il digitale, poi c'è un televisore vecchio che già ho comprato un decoder. Come lo trova questo nuovo sistema? Buono, meglio del vecchio. Una domanda tecnica, sa Televideo Agrigento, quindi TVA, su che canale passa? 92, va bene, cerchiamo di sintonizzarsi. Grazie. E buone notizie in arrivo per chi il decoder lo deve ancora acquistare. Per i cittadini in regola con l'abbonamento RAI, con reddito pari o inferiore a 10.000 euro e di età superiore a 65 anni è previsto un contributo statale di 50 euro, utilizzabile presso i rivenditori che aderiscono all'iniziativa. I potenziali aventi diritto vengono attestati dall'Agenzia delle Entrate e al momento in Sicilia sono 139.650.